La partita della settimana è stata offerta da Pagin Prefabbricati SPA. Amici sportivi di Telecittà, buon pomeriggio. Da questa domenica 30 ottobre le partite iniziano alle 14:30 e noi siamo a Borgoricco, dove al Comunale va in scena Borgoricco San Giorgio Tremignon, ottava del campionato di prima categoria Girone E. Partita delicata per entrambe le formazioni, a secco di vittorie da 3 turni. Cielo sereno, temperatura accettabile, campo in buone condizioni. Le formazioni: Borgoricco in maglia gialla e pantaloncini blu, Fiorin, Caccin, Rampazzo, Donà, Masiero, Regazzo, Bragagnolo, Gentile, Carraro, Pettenò, Ravagnan. A disposizione di mister Ferulli, Tommasi, Perin, Abagnale, Dandolo, Doro, Tonello, Rosa. Il San Giorgio Tremignon in maglia grigia e pantaloncini neri, Lentini, Beggiao, Bergamin, Marangon, Maestrello, Francesconi, Bettin, Marzaro, Lazzaretto, Sambugaro, Sofia. A disposizione di mister Zoin, Zilio, Bordin, Simonetto, Lucatello, Pivac, Beio. Arbitra il signor Agostini della sezione AIA di Bassano del Grappa. Partono bene i locali e si riversano in avanti. Bragagnolo fa su la sfera al limite dell'area e di sinistro infila Lentini. Borgoricco in vantaggio al sesto. Ancora Borgoricco. Bragagnolo prende l'iniziativa e serve di fino Pettenò. Controllo perfetto e destro che non lascia scampo. Raddoppio spettacolare, Borgoricco 2, Tremignon 0. Gli ospiti si fanno vedere solo al 28esimo. Soffia su calcio di punizione sfiora l'incrocio. Sortisce il primo angolo dell'incontro l'azione di Lazzaretto su cui salva Fiorin al minuto 31. Con gli ospiti colpiti a freddo, il Borgoricco va vicino al terzo gol, ma i suoi avanti non concretizzano e l'azione sfuma. Su centro di Ravagnan si salva in angolo la retroguardia ospite. Minuto 39, premono e sfiorano ancora il gol i locali, deviata la conclusione. Si va all'intervallo sul parziale di 2-0 per i gialloblu. Con le immagini montate da Daniele Arena passiamo al secondo tempo. Si distrae la difesa del Borgoricco. Su Lazzaretto, miracolo di piede di Fiorin in uscita. 20esimo, mette i brividi al Borgoricco Soffia, ma il recupero di Caccin è provvidenziale. Ancora Tremignon, Beggiao si fa vedere, riceve e calcia, ma Fiorin è attento. Allo scadere l'ultima emozione. Soffia di sinistro a spiovere, Fiorin è incerto, poi la difesa libera. Nei 5 minuti di recupero nessun'altra azione di rilievo, il match si conclude con il risultato maturato nel primo tempo, Borgoricco San Giorgio Tremignon 2-0. Pagin Prefabbricati SPA è azienda leader che opera nel settore della progettazione, realizzazione ed installazione di prefabbricati metallici da oltre 20 anni, sia sul mercato nazionale che su quello internazionale, vantando collaborazioni con qualificati partner internazionali e con numerose referenze di assoluto prestigio. Garage Prefabbricati. La nostra gamma di prodotti include dei moduli prefabbricati progettati e realizzati per essere utilizzati come garage per automobili o per ricovero attrezzi. Il design, le caratteristiche tecniche ed il prezzo molto competitivo li rendono una soluzione ottimale per soddisfare tutte le necessità di ricovero mezzi ed attrezzature, anche in zone residenziali. Pagin Prefabbricati SPA a Reschigliano di Campodarsego, Padova, telefono 049 55 64 355. Per le interviste si ringrazia Jolly Box SRL. Giampaolo Vecchiato, presidente del Borgoricco. Oggi bella giornata di sole e anche bella partita. Una discreta partita, diciamo. Abbiamo vinto, siamo contenti. Chiaramente dopo le partite della scorsa settimana, che venivamo da una partita difficile, perso una partita veramente strana, ma comunque oggi i ragazzi hanno giocato molto bene il primo tempo, il secondo tempo diciamo abbiamo addormentato la partita, come ha fatto la Juve ieri sera. Comunque devo dare atto che si sono impegnati, è stato anche un impegno della settimana perché tutta la settimana si sono allenati, l'allenatore ha motivato in modo giusto e è venuto il risultato. C'è un
centro classifica, ma quali obiettivi in questa stagione? Allora, senza voler girarci molto attorno, è chiaro che la squadra è stata fatta per fare almeno i playoff. Siamo partiti un po' con la gamba zoppa, le cose stanno pian pianino migliorando. È vero il fatto che il pallone è rotondo, per cui non si va nulla per scontato. Ce la giochiamo fino in fondo, ecco. A fine gara incontriamo Alessandro Zoin, mister del San Giorgio Tremignon. Dopo 2-3 sconfitte, il tuo commento dopo questa partita? Ripeto, è un momento che dobbiamo tenere duro, far quadrato, perché sono 3 partite che giochiamo con troppe assenze per una squadra come la nostra. Non è una giustificazione, ma la verità è quella, insomma, siamo partiti con l'obiettivo di salvarci e sono convinto che quando recuperiamo tutti potremo fare bene come facevamo all'inizio. Adesso per noi giocare con 5-6 titolari in meno è troppo. Sofia e Lazzaretto sono stati pochi serviti oggi, sono le punte. Sofia e Lazzaretto rientrava da 4 settimane che non si allenava per infortunio, quindi non poteva avere, era anche febbricitante, quindi era molto, come dire, era al 30% come condizione. Oggi li abbiamo serviti poco perché, ripeto, mancano 2 centrocampisti, 2 difensori, il gioco cambia. Quindi senza nulla togliere al Borgorico, sia chiaro, perché ha vinto meritatamente, però per noi le assenze sono troppe in questo momento. Roberto Bortolato, segretario del Borgorico. Allora, partita in discesa perché dopo 6 minuti è arrivato il gol. Sì, partita in discesa, siamo andati in vantaggio dopo 6 minuti con un bellissimo gol di Bragagnolo, poi abbiamo raddoppiato con Pettenò e praticamente il primo tempo a vantaggio nostro, il secondo tempo abbiamo controllato e non abbiamo corso grossi pericoli tranne qualche svarione difensivo e abbiamo portato a casa questa vittoria molto importante per noi perché ci rilancia per entrare nei playoff, insomma. Alla luce dei risultati del girone, come vedi la classifica? Allora, ho i risultati appena visti, il Campetra continua a vincere 3-1 oggi in trasferta, vittoria anche dell'Ardissi Espera e noi con questa vittoria andiamo a 11 punti e a 2 punti dai playoff in pratica. Sì, speriamo di continuare a vincere e alla fine tireremo le conclusioni. Insomma. I playoff comunque sarebbe il minimo risultato che dobbiamo raggiungere con la squadra che abbiamo. La ditta Jolly Box SRL, presente da quasi 10 anni sul mercato, è specializzata nel noleggio di strutture prefabbricate per diversi utilizzi, quali uffici, mense, bar, biglietterie, box, servizi igienici e spogliatoi. I moduli prefabbricati Jolly Box offrono il più ampio ventaglio di applicazioni presenti oggi nel mercato del noleggio e si caratterizzano per modularità, flessibilità ed economicità. Jolly Box fornisce soluzioni per i diversi settori di mercato, dal civile all'industriale, dal privato al pubblico, e mette a disposizione dei suoi clienti un servizio e un'assistenza completa. Studio della soluzione ideale alla preventivazione. Consegna all'installazione e ritiro, pulizia al supporto tecnico, sicurezza alla copertura assicurativa. Jolly Box è a Reschigliano di Campodarsego, Padova, telefono 049 920 1683.